Buongiorno a tutti ed eccoci con una nuova edizione del TG della Seconda G. In questa puntata vi parleremo degli splendidi paesaggi e luoghi di relax di Vittorio Veneto, una cittadina immersa nel verde e circondata da splendide colline che si prolungano nelle prealpi. Iniziamo il nostro viaggio e andiamo alla scoperta di Serravalle. Eccoci a Serravalle in piazza Flaminio. Qui possiamo ammirare il Museo del Cenedese, la casa dell'Ebreo Salomone, la colonna, una lastra in vetro in cui si vede il livello del terreno di Serravalle prima della frana e infine la chiesa di Santa Maria Nova. Il Museo del Cenedese, più precisamente l'ex municipio di Serravalle, si chiamava Palazzo della Comunità. Al suo interno sono custoditi tutti gli stemma di podestà, cioè di signori che la governavano. E il più grande e importante è lo stemma di Venezia, il leone di San Marco. Quando Cenede e Serravalle hanno deciso di unirsi, ossia nel 1866, questo edificio è rimasto inutilizzato e sarebbe stato un peccato se nel 1900 Francisco Troio non avesse avuto un'idea, ossia raccogliere su tutto il territorio reperti artistici e storici e metterli in questo palazzo. Il Museo del Cenedese si chiama così perché i suoi reperti sono stati presi nel territorio del Cenedese. A questo palazzo è collegata una torre, la torre dell'orologio. Il più basso è quello più antico e quello più alto è il più recente. Il primo orologio è uno tra i più antichi d'Europa ed era stato murato. Poi, durante dei restauri, si sono accorti che c'era un altro orologio. E come hanno fatto a capire che era antico? Si sono accorti che segnava 24 ore invece che 12 numeri romani. Nella parte a sud-est c'è una casa chiamata la Casa di Salomone, la quale ha gli archi più bassi rispetto alle altre, perché quando c'è stata la frana essa ha alzato il livello della piazza come è oggi. Ora, attraverso una lastra in vetro, si può vedere la vera altitudine di Serravalle prima dell'evento. Nella parte orientale della piazza c'è un pilastro pendente, dal quale, ai tempi dell'antico comune, un araldo leggeva i comunicati alla gente. In questo lato della piazza si trova il Meschio, il fiume che attraversa tutto il centro storico di Serravalle e che, vista la sua temperatura costante di 11 gradi, veniva usato per forgiare le spade. Una curiosità in più, il Duomo di Serravalle è dedicato a Santa Maria Nova, che conserva una bella pala d'altare del grande Tiziano Vecellio. Buongiorno a tutti, ora ci troviamo sotto le scalinate che portano a Santa Augusta, questo santuario posto quasi in cima alla costa di Serravalle. Per arrivarci, dopo aver camminato su un percorso tra gli alberi, ci sono 111 scalini finali. Vale la pena farli perché questo è un bellissimo posto, sia per pregare sia per la vista mozzafiato di quasi tutto Vittorio Veneto, ma per i ragazzi la cosa più importante è il grande giardino posto in cima al colle. Inoltre è molto bello andarci anche per fare una camminata con famiglie e amici tra le bellissime stradine scalinate. Ed è un bel posto anche per rilassarsi seduto sulle scalinate ad ammirare il meraviglioso paesaggio che è Vittorio Veneto. Eccoci qui al Parco Segreto, circondato da alcuni dei palazzi storici dell'antica Serravalle. Come possiamo notare c'è una splendida visuale su tutto il territorio. Inoltre è un punto di ritrovo dove le persone possono leggere e rilassarsi e soprattutto in estate è possibile incontrarsi per fare dei picnic immersi nella natura. Ai ragazzi questo luogo piace molto anche per la presenza del dondolo o lo scivolo a ridosso della collina. Bentornati in studio e ora grazie ai nostri inviati faremo un salto indietro nel tempo. Andremo infatti a conoscere due personaggi illustri della nostra città.
Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo in compagnia del famosissimo soldato Alessandro Tandura, artefice di un'impresa significativa per l'Italia. Pensate che quest'uomo durante la Prima Guerra Mondiale fu il primo a paracadutarsi in Veneto, allora occupato dalle truppe austriache. Questo per fare un'importante e delicata operazione di spionaggio, ma lasciamo parlare lui. Buongiorno a tutti. Contrariamente a quello che penserete, mi ritengo una persona timida, a cui non piace né vantarsi né mettersi in mostra. Però diciamo che sono consapevole di quello che ho compiuto, un gesto importantissimo per salvare l'Italia, nel quale ho messo a rischio la mia stessa vita. Come si è sentito quando le hanno comunicato che sarebbe stato proprio lei a compiere un gesto così importante e decisivo per l'Italia? Beh, ero felicissimo. Non c'era neanche una persona che non sapesse di questo evento. Secondo lei perché è stato scelto per una missione così importante? Principalmente per 2 motivi. Il primo perché ero l'unico ad offrirsi volontario nell'essere paracadutato in terra straniera. Il secondo perché mi ero dimostrato coraggioso e leale. Le è mancata molto la sua famiglia? Come ha fatto a contattarla? Sicuramente la mia famiglia mi è mancata moltissimo, perché prima di loro non mi ero mai allontanato così tanto. Diciamo che mi mettevo in contatto attraverso delle lettere, nelle quali raccontavo le mie esperienze in terra straniera. Quali emozioni ha provato quando è stato paracadutato in terra straniera? Come si sentiva con la divisa tedesca? Diciamo che tenere la divisa tedesca è stato come tradire la mia patria, ma sapevo che se non l'avessi fatto mi avrebbero scoperto e ucciso. Come ha festeggiato il suo ritorno a casa? Diciamo che appena sono tornato in casa Tandura si è tenuta una grandissima festa, nella quale hanno partecipato i miei amici, ma la cosa più importante, la mia famiglia. Bene, ringraziamo questo valorosissimo eroe per averci raccontato la sua importante storia, fondamentale per la vittoria dell'Italia. Ora però passiamo la linea a Mila con Giacomo Camillo De Carlo. Grazie Camilla per la linea. Eccoci qui davanti al Palazzo Minucci, dove vive Giacomo Camillo De Carlo, nato a Venezia. Il 25 aprile del 1918 ha svolto una pericolosissima missione informativa. Lui era anche un grande collezionista. Adesso è qui con noi. Come è riuscito a non farsi riconoscere? Mi sono travestito da contadino e lì ho iniziato l'opera di spionaggio. Ha lavorato da solo o in compagnia? No, avevo un compagno, si chiamava Bottecchia. Come riusciva a comunicare? Comunicavo attraverso dei piccioni viaggiatori. Qual è stato il suo ultimo messaggio inviato? Nel mio ultimo messaggio scrissi un codice di aiuto, ma purtroppo non arrivò a destinazione a causa di un attacco aereo. Qual è stata la sua reazione quando gli austriaci hanno scoperto il sistema dei piccioni? Avevo una paura tremenda e sono scappato, lasciando il mio compagno Bottecchia nelle mani degli austriaci. Quali sono state le sue emozioni mentre scappava? Avevo una paura tremenda di essere scoperto, ma allo stesso tempo mi sentivo in colpa per aver lasciato il mio compagno nelle grinfie del nemico. Dopo essere scappato, dove si è rifugiato? Intanto sono scappato per i boschi di Fregona, dove una donna, Maria De Luca, mi ha trovato alloggio, e poi mi sono diretto verso Caorle. Grazie mille, ora linea allo studio. Grazie ai nostri inviati. Ora finalmente torniamo a colori e ci catapultiamo nel centro di Vittorio Veneto. Buongiorno telespettatori, oggi vi illustreremo i giardini. Ma che cosa sono i giardini? I giardini è un soprannome dato a un luogo tranquillo che si trova in centro a Vittorio Veneto. Vi si possono osservare varie specie di animali, tra cui pappagalli e canarini coloratissimi, messi in 2 spaziose voliere. Inoltre c'è un laghetto dei cigni e diversi pesciolini rossi. Tutto questo spettacolo si può osservare in uno dei gazebi di legno. Nei giardini, in varie parti dell'anno, possiamo ammirare numerose attrazioni. Per esempio, durante i giorni natalizi, un gigantesco albero viene addobbato con luci viola. Nelle festività ci sono dei trenini sui quali i bambini si possono divertire. Infine, possiamo ammirare numerosi quadri attraverso interessanti mostre. La cosa che però interessa di più, sapete qual è? Il gelato, che si può gustare seduti su una bella panchina, ammirando le attrazioni, la flora e la fauna. Fatto molto importante è che ai piedi delle scalinate che portano alla stazione ci sia un'iscrizione in pietra con su scritto
Vittorio Veneto a Giuseppe Garibaldi, in nome di questo grande eroe nazionale. Un luogo veramente splendido da visitare a Vittorio Veneto è la Madonna della Salute, un grazioso santuario situato sulle colline di costa. È un bellissimo posto dove fare una passeggiata per godersi il panorama o per ammirare lo splendido panorama della parte ovest e sud di Vittorio Veneto, con un'ampia prospettiva della parte occidentale di Vittorio Veneto. Da qui infatti si possono ammirare le colline di origine tettonica e una parte del ghiacciaio del Piave dalla parte occidentale. In questo luogo si celebrano eventi come la festa della Madonna della Salute, che si tiene il 21 novembre. Consigliamo questo luogo a chiunque voglia fare una passeggiata per godersi la natura, per guardare il panorama e per ammirare la bellissima chiesetta che si trova sulla cima. Ed eccoci lungo la pista ciclabile di Vittorio Veneto, che parte da Serravalle e arriva fino a San Giacomo. Come vedete si sviluppa lungo il corso del fiume Meschio e da qui si possono osservare le colline vittoriesi e le nostre montagne Pizzoc e Visentin. Potete vedere le anatre, l'airone cinerino e in estate si sentono grilli e cicale. Sapete chi le utilizza? Viene utilizzata da molti ragazzi per andare a scuola in bicicletta, molti anziani per fare delle proprie passeggiate e infine molti runners per fare i propri allenamenti ed è anche un luogo per ritrovo per molti animali come cani e cavalli. Nel nostro TG non poteva mancare un'intervista esclusiva a 2 professori della nostra scuola. Andiamo a sentire cosa ci dicono i prof di lingua spagnola Camarena e la prof di lingua tedesca Hoffman. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante di spagnolo. Io faccio l'insegnante di tedesco e lavoro anche come consulente linguistico. Cosa non ti piace dell'Italia? Cosa ami? Beh, sicuramente il lato burocratico e amo il paesaggio che è bellissimo. Vivo in un posto dove i tedeschi fanno vacanze e anche il cibo è molto buono. L'Italia è un paese che ha una marcia in più. E invece la situazione politica e economica di questo paese non è così. Cosa amo in generale? Amo la vita, amo vivere, amo le persone, amo il mio lavoro. Come ti senti quando sgridi i ragazzi? Molto male, malissimo. Sì, anch'io, perché per arrivare a questo punto bisogna arrivare a un certo limite di sopportazione o avere un motivo grave e quindi non è una bella cosa. Qual è il tuo piatto preferito? Lo sai cucinare? Ne ho tanti. Il salmorejo è una specialità di Córdoba che ho imparato da mia mamma e sì, so cucinarlo. Non ho proprio un piatto preferito, mi piacciono tanti cibi, dipende. Ti piaceva la scuola quando eri piccolo? Sì, tantissimo. Sì, mi piaceva. In quali materie andavi male? Andavo male fisica, inglese, non ero bravo, me la cavavo ma... Anche le scienze non era bene, le scienze, biologia facevo un po' di fatica. Perché sei venuto in Italia e proprio a Vittorio Veneto? Per uno dei classici motivi, per amore. Sono arrivato nel 2000 perché ho vinto una borsa per insegnare, fare un'esperienza come insegnante madrelingua, lettore. Come prepari i compiti in classe? Come preparo i compiti? Con il computer. Stessa cosa che dice il collega. Un saluto ai telespettatori nella tua lingua madre. Bueno, pues gracias por la atención prestada y nos vemos próximamente. So, das war's dann für heute. Vielen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Mal.
Continua il nostro percorso a Vittorio Veneto. Dopo essere stati a Serravalle e in centro, non poteva mancare il quartiere di Ceneda, via Servizio. Buongiorno. Come potete vedere, oggi io e il mio collega siamo qui a Ceneda, in Piazza Duomo, proprio davanti all'edificio di cui vi parleremo oggi, il Museo della Battaglia. Esso fu fondato nel 1938 grazie alla fondazione del soldato Luigi Marson e restaurato radicalmente nel 2012. Al giorno d'oggi l'edificio è diviso in 3 piani. Al primo piano è esposta la vita nelle trincee, dove ci sono oggetti significativi che i soldati usavano per passare il tempo. Il secondo invece è diviso in 3 sale, 2 dedicate all'occupazione, mentre la terza all'armeria del signor Marson. Invece il terzo è adibito alla battaglia finale, combattutasi a Vittorio Veneto e al mito del Piave. Ora passiamo la linea alla collega Alessandra. Ci troviamo al parco di Villa Papadopoli, dove all'ingresso troviamo la biblioteca comunale dove potersi gustare il piacere di un buon libro. Proseguendo sulla sinistra troviamo un palazzo di forma circolare, molto importante per la cultura, dove vengono svolti molti eventi. Passeggiando troviamo le rovine di Villa Papadopoli, antica residenza estiva di nobili famiglie. Ma la cosa più bella di questo luogo è l'immenso parco, dove si può correre, nascondersi tra il verde, dove si trovano le fontanelle di acqua fresca. In più c'è una stupenda cupola immersa tra gli alberi che si apre sul parco regalando una vista stupenda. Venite tutti qui al parco di Villa Papadopoli, è bellissimo e così si diverte tanto. Ciao! Ora ci chiedono la linea i nostri inviati dal Museo del Baco di San Giacomo di Veglia. Buongiorno a tutti, ci troviamo vicino al Museo del Baco da Seta di San Giacomo di Veglia, ex Filanderia Maffi. Questo posto era una delle principali filanderie della zona, dove le filandale dell'epoca lavoravano per produrre la seta, prodotta da un particolare tipo di farfalla, la Bombix mori, o farfalla del Baco da Seta. All'interno delle filande potevano lavorare solo donne, le cosiddette filandale, e la maggior parte delle strutture si trovavano vicino alla riva del fiume Meschio. Erano già presenti circa una decina di filande già dal 1860. Ciò portò Vittorio a creare un vero sistema industriale basato sulla produzione della seta. Oggi, all'interno del museo, sono costruiti veri e propri reperti con testimonianze dell'epoca e video di ex dipendenti. Passando così da una stanza all'altra, si possono ammirare vari oggetti artigianali costruiti per l'essiccatura dei bachi. E non solo, c'è ben altro. Chiunque è disposto a pagare il biglietto per la visita guidata segue un preciso percorso. Si passa prima dalla parte dei grandi macchinari, poi dall'allevamento dei bachi e infine la produzione della seta. Passando così da una stanza all'altra, si possono ammirare anche vari oggetti artigianali costruiti per l'essiccatura dei bachi. Un posto sensazionale, a volte accompagnato dall'intenso profumo dell'olio prodotto dal piccolo frantoio che si trova nella zona inferiore del complesso. Grazie mille per la gentile attenzione e speriamo di non avervi annoiato, ma bensì deliziato con i nostri servizi. Inoltre vi invitiamo a visitare questi luoghi con famiglia e amici. Un ringraziamento speciale alla professoressa Valeria Tommasella, Silvia Albrizzo e soprattutto a Federico Campodall'Orto, assieme a tutti i miei colleghi dietro le quinte.